Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Oggi parleremo delle onde wifi e vi racconto un po' come il vostro Marietto seppe di queste cose qua qualche anno fa. Però prima di iniziare questa micropillola il vostro Marietto vi chiede di iscrivervi al canale di Ildegard, Marietto Veneziano, e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e Telegram, dove alle 20:30 lunedì sera Ildegard e Marietto Veneziano, coadiuvati da Midas, tengono un percorso esoterico e vi dico già che siamo più di 170. In più vi voglio ricordare che Ildegard, insieme a un gruppo di maghi in erba, ogni sera alle 21 costruisce un muro eterico per difendere l'Italia. Sono tutti invitati chi vuole partecipare. Il link è qui sotto in descrizione. Bene, parliamo un po' di questi wifi. Era più o meno 29 anni fa, il vostro Marietto era andato a abitare lontano dal paese nativo e stava uscendo di casa e era andato a abitare in un palazzo nuovo, un bel 3 locali e mezzo al terzo piano. Era un palazzo nuovo in un contesto nuovo di un quartiere nuovo. Praticamente erano 300 appartamenti e tutti in una piccola zona verdeggiante costruita nuova di pacche, e quindi era tutto bello dorato. E il vostro Marietto verso mezzogiorno e mezzo, mezzogiorno 40, no scusate, 1:30 più o meno, aveva finito di mangiare e stavo uscendo per andare a giocare a ping pong. Sto parlando di 29 anni fa. Era una giornata bella soleggiata, tutto bello baldanzoso, prende l'ascensore dal terzo piano, scende e fuori dalla porta che ti incontra un vecchietto, un signore anziano, elegante, distinto, mi guarda e mi dice: tu sei Marietto Veneziano? Io lo guardo, dico: ma strano, questo signore non l'ho mai visto in vita mia e chissà come fa a conoscermi. Era un po' tutto, sapete, orgoglioso, perché dico: cavolo, deve essere famoso, però mi conosce questo signore qua. E lui mi guarda e mi dice: sai, tu fra un anno dovrai andare via da qui. Io gli dico: fra un anno? Ma se sono appena arrivato, ho appena fatto il contratto, io qui ci starò a vita, gli dissi. Al che il signore mi guardò e mi disse: no, mi dispiace, ti dobbiamo far andare via ad abitare da qui perché fra 20 anni arriverà il wifi. A che il vostro Marietto di inglese ne masticava poco. Erano circa 29 anni fa, più o meno, anno più, anno meno. Sentiva questo signore anziano che parlava di wifi. L'unica cosa che il vostro Marietto riusciva a, come si dice, a captare era la parola wifi, come wafer, perché in quel posto dove abita il Marietto, dove abitava il Marietto, il wafer erano dei biscotti. Allora guardo questo signore anziano che mi sembrava di averlo conosciuto, ma non riuscivo a capire da dove caspita potesse spuntare fuori questa immagine. Gli dissi: guardi, io di wafer non li mangerò, fra 20 anni praticamente io non mangerò biscotti, così lei non si preoccupi, il wifi non mi farà morire di cancro, perché questo signore mi ha detto che sarebbe arrivato il wifi in quel posto lì e avrebbe fatto morire di cancro tante persone e io sarei morto di cancro. Al che me ne andai pensando: ma caspita, pensa te se devo incontrare persone anziane che mi dicono cosa devo mangiare e non mangiare, e poi figurati te, fra 20 anni wafer non li mangio, basta. E andai a giocare a ping pong e la cosa finì lì. Passano gli anni, incominciai a capire cosa erano wifi, cominciai a prendere il pendolino, cominciai a analizzare tante cose. E una sera, la vita è strana, gioca a brutti effetti. Erano praticamente 7-8 anni fa, dovetti portare un mio amico che mi seguiva dal pastore. Il pastore nella vita abitava in un posto lontano da quel posto dove avevo abitato io. Però cosa successe? Successe che dovette cambiare casa e prese un pezzo di casa, fece costruire un pezzo di casa sopra a dove abitava un suo parente, e quindi praticamente erano andati a abitare vicino a quel posto dove io abitavo 30 anni fa praticamente. E quindi io dovetti portare questo mio amico in quella zona lì
e mentre ero fuori che aspettavo pensavo a cosa era successo 30 anni prima, no? Ero lì che ero seduto su una bella panchina, il posto era un po' in degrado perché erano già passati i 30 anni e chiaramente aveva bisogno di una pitturata, tutti i muri, era sera, tardi, e allora non sapevo cosa fare, bighellonavo e tirai fuori il cellulare. mm. Ero praticamente a 40 metri dove avevo incontrato quel signore anziano, no? Che poi chiaramente capì che era il capitano degli Alpini di Torino. Tirai fuori il mio cellulare tanto per aspettare e incominciai a guardare le reti e presi quasi un colpo perché continuavo a vedere tantissime reti perché nel mio cellulare c'è una app che fa visualizzare tutte le reti che si possono trovare, no? E le loro potenze e tante altre cose. Morale della favola, cavoli, pensai, però te aveva ragione quel signore quando lo incontrai tanti anni fa, che mi disse che sarebbero arrivati wifi e avrebbe cotto un sacco di persone. E pensai dentro di me, caspita, qui sicuramente se ne andrà qualcuno che conosco. Passa il tempo e dopo 6 mesi la sorella, un parente del pastore, incominciò a andarsene di tumore, cioè dal tumore diventò cancro. Allora, morale della favola, cos'è sta storia? Sta storia è che il wifi sicuramente non fa bene, perché se erano andati a avvisare il marietto veneziano 30 anni prima, bisogna stargli lontano come la peste. Per quanto ne so, fino a 8 wifi il corpo riesce a leggere. Dopo ci vogliono come si dice, delle stampelle che possono essere come si suol dire, delle orgoniti, delle scianghite e dei circuiti radionici, ma l'unica potendo è prendere le valigie e cambiare aria. Grazie cari amici per questa pillola, che è tutto, grazie di avermi ascoltato, non voglio fare terrorismo mediatico, ma questo è quanto mi dissero 30 anni fa. Cari amici, se non l'avete ancora fatto, vi chiedo di iscrivervi al canale di Hildegarda e Marietto Veneziano, di venirci a trovare sui nostri gruppi Facebook e anche in Telegram. Ed eventualmente cliccate con il ditino sotto per un bel like. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!